TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca, un corteo funebre galleggiante ha attraversato Venezia. 101 bare, come il numero dei morti sul lavoro in Veneto nel 2023, come a dire che ogni 3 giorni e mezzo una persona non ha fatto ritorno a casa, lasciando nella disperazione la propria famiglia e i propri colleghi, ma nel 2024, con i dati aggiornati al 31 luglio, sono già 37 le croci bianche piantate nella nostra regione. È stata la tappa lagunare della campagna di sensibilizzazione #0 morti sul lavoro, firmata dalla UIL, sul tema della sicurezza e che in questo 2024 si è sviluppata con una serie di flash mob silenziosi nelle principali piazze italiane. Questa mattina l'iniziativa ha raggiunto Venezia. Dall'isola del Tronchetto, il pontone con le 101 bare in cartone ha proseguito verso il canale della Giudecca, ha sfiorato la Basilica della Salute, passando davanti a Piazza San Marco e Palazzo Ducale, per attraccare infine all'Arsenale di Venezia, luogo per eccellenza vocato al lavoro, la fabbrica di Venezia. Cambiamo argomento. Nell'ambito della settimana europea della mobilità, che quest'anno ha come tema la condivisione di spazi pubblici, il Comune di Milano vuole rinnovare la riflessione su una mobilità più sostenibile e invita i cittadini a compilare 2 questionari online, uno aperto a tutti sulla costruzione della bicipolitana e uno per i genitori di alunni delle primarie sulle modalità per andare a scuola. Tra le azioni avviate dal Comune per incentivare la mobilità in bicicletta vi è quindi la realizzazione di una mappa della ciclabilità locale che indica le principali linee di percorrenza. I genitori degli alunni e alunne delle scuole primarie sono invitati a partecipare a un sondaggio per la costruzione di uno spazio più sicuro davanti alle scuole e sull'utilizzo della pratica del pedibus. Informazioni sul nostro sito notizieplus.it. Una nuova struttura e una nuova grafica progettati nel rispetto dei più recenti requisiti previsti per le piattaforme web della pubblica amministrazione. Lunedì 23 settembre via al go live della nuova piattaforma web del Comune di Dolo, conforme al modello di sito istituzionale previsto per i comuni italiani dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intercettate dall'amministrazione comunale di Dolo, come detto, il nuovo portale sarà altamente accessibile da PC o smartphone e consentirà ai cittadini di trovare con facilità informazioni e servizi. Il restyling dell'immagine online dell'ente si traduce in una grafica più contemporanea e leggibile. Voltiamo pagina. Anziani in palestra per fare un po' di movimento, per cantare le tradizioni o vogare. Sono gli appuntamenti di Barca Se Casa. Ogni mercoledì al centro diurno San Giobbe, la SD Rogliani, con il supporto degli studenti dell'Istituto Marinelli, propone agli ospiti delle lezioni attive che un po' li riportano a ricordare e raccontare il passato, ma soprattutto le fanno divertire e socializzare. È una lezione di psicomotricità, una ginnastica legata alle parole, che per loro sono quelle legate all'attività remiera. In qualche modo in quella palestra vogano, intonando canti popolari. Ogni nonno rappresenta una parte dell'imbarcazione, il remo, la prua, il gondoliere o il fondo. A ogni termine natante espresso dalle educatrici corrisponde un movimento che fanno tutti insieme. E così prendono anche lezioni di voga, non in acqua ma simulata a terra. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.